Cosa significa l'Udinese prima in classifica per questa regione? Un grande orgoglio di tutti noi sicuramente. L'unica nota negativa è che poi aprendo la Gazzetta la mattina trovi un piccolo trafiletto e non dà il giusto risalto a una squadra che quest'anno mi sembra stia dimostrando di aver lavorato bene. È un orgoglio, è un motivo di rappresentazione di un territorio, una storia, e quindi evviva l'Udinese e speriamo che le soddisfazioni siano sempre crescenti. Noi da tifosi ma anche da cittadini di questa regione siamo molto orgogliosi, però il segnale è cambiare, mai rimanere su vecchie cose. Il cambiamento è stato totale, bravi chi l'ha fatto. L'Udinese è il DNA di tutti noi friulani, quindi questa è una bella notizia, no? È una bella notizia e speriamo che possa continuare così. Ha un valore anche per l'economia di questa regione un risultato del genere, in generale, insomma, una squadra che di una piccola città riesce a imporsi, a portare il nome del Friuli e della città nel mondo? Ma tutti dicono bene o male, l'importante è che se ne parli, ma qui siamo anche bene oltretutto e quindi sì, sicuramente sì. Direi che mi sembra che stia diventando un'icona di quello che noi pensiamo di noi stessi, no? Quindi gente tosta che parla poco e che in questo momento ha successo. Godiamoci questo periodo, evidentemente effimero, ma godiamocelo.